L'edizione 2023, praticamente siamo alla 12ª edizione della Piccola Parigi. Abbiamo pensato con l'amministrazione comunale di farla al mattino per vedere se allungando la giornata poteva diventare ancora più interessante. Interessante perché abbiamo 210 artisti, una cinquantina di artisti sono dedicati alla Lubian, al riciclo, perché quest'anno appunto c'è il tema del riciclo, per quanto tutti questi artisti dipingono per la Lubian. Una parte della mostra è curata da Renata Casarin, storica dell'arte, e un'altra è rappresentata dagli artisti delle varie accademie di Bologna, di Firenze, insomma le accademie dell'arte sono da stamattina a dipingere i tessuti che poi vengono esposti. Dentro al lab, che è la struttura nostra moderna di vetro così, abbiamo una splendida mostra dei giapponesi che sono qua da una settimana e hanno realizzato un'opera incredibile, un'installazione loro proprio speciale, e poi hanno anche una performance all'interno, a distanza di tempo fanno questi balli giapponesi. Poi abbiamo gli artisti del riciclo del legno, Claudio Baroni che ha fatto un albero, Davide Manzoppini che sta facendo una chitarra gigante, poi abbiamo gli artisti del riciclo del ferro che hanno fatto un albero di ferro pazzesco, tutto a mano, e poi ovviamente tutti gli altri artisti, non sto a dire tutti i nomi perché potrei scordarmene qualcuno, ci sono delle installazioni molto belle, abbiamo la mostra di T41 che è il nostro Bansky. Abbiamo un sacco di cose interessanti e quindi venite a vedere, insomma, speriamo che il tempo tenga, c'è un po' di nuvolo, però si sta bene, non c'è il sole. Rigiriamo Web Radio. Qui troviamo 25 artisti provenienti non solo da Mantova, ma da Brescia, da Padova, dall'Emilia, ma anche ci sono 2 giapponesi che hanno aderito a questa iniziativa, per cui su dei tessuti forniti da Lubian, dei ritagli di stoffa, hanno realizzato delle opere interpretando texture, qualità, spessore e seguendo anche quello che è il dettato di ogni artista, e sono proprio delle vere e proprie opere d'arte che potranno poi avere una destinazione futura, tutta da decidere anche con Lubian. Un lavoro di questo genere dal punto di vista dell'organizzazione è davvero molto impegnativo, perché occupa davvero risorse umane e non solo per un bel po' di mesi. Io infatti quello che dal punto di vista dell'amministrazione sosteniamo naturalmente l'iniziativa, lavoriamo in accordo con la direzione artistica naturalmente e supportiamo tutto quello che è anche la logistica, quindi ospitare tanti artisti è una cosa che ci fa piacere, che ci onora, e che però voglio dire ha un suo bel peso in termini di lavoro, ma questo lo facciamo con grande soddisfazione perché tutti gli anni c'è un'ottima risposta a questa manifestazione. Ogni anno si è evoluta, come hanno già detto anche la direzione artistica, si è evoluta nel tempo perché è nata 11 anni fa.
ma diciamo presenta sempre comunque un fascino e una sua novità che la rende ogni volta attuale. Quindi davvero un grazie a tutta l'amministrazione che ha supportato questa cosa, la direzione artistica, a tutti i volontari che a vario titolo si sono prodigati. Senza di loro non si potrebbe fare tutto questo, e quindi un grazie davvero enorme e speriamo che il tempo regga. Siamo partiti nel 2012 con una trentina di artisti, oggi sono oltre 200, per cui la crescita numerica è evidente, ma in questi anni il Paese ha sempre partecipato alla costruzione delle opere della manifestazione. Questo secondo me è l'aspetto più bello. Come è bellissimo che in questa edizione tantissimi artisti hanno lavorato con le persone del luogo e hanno cercato di coinvolgere tutto il pubblico nella costruzione delle loro opere. Un esempio, le ceramiche. E quindi è una festa dell'arte tra la gente, dove i cittadini, le persone diventano davvero protagoniste. Questo è la cosa secondo me che non cambierà mai della piccola Parigi, che rende l'arte di tutti, l'arte degli artisti costruita con la comunità, ed è questa la differenza fondamentale tra questa e tutte le altre manifestazioni.